Ecco la situazione meteorologica. L'area di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale sposta i suoi massimi verso est, garantendo condizioni di stabilità sull'Italia peninsulare, ma con un blando richiamo dai quadranti meridionali sulla costa che causa la nuvolosità bassa sulle riviere, schiarite soltanto nelle aree interne. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in estensione anche agli entroterra del Levante, mentre a ponente sporadiche schiarite sui settori costieri, il tutto accompagnato da una bassa probabilità di precipitazioni. Venti deboli dai quadranti meridionali sotto costa con tendenza a rotazione ciclonica sulle coste liguri, ovvero est-sud-est su centro-levante, est-nord-est sul ponente, deboli variabili altrove. Mare quasi calmo a ponente, poco mosso localmente mosso sulle coste del centro-levante al largo. Temperature massime stazionarie o in leggero calo ovunque ad esclusione dei versanti padani, valori che comunque non andranno oltre i 16 gradi. Per domani, martedì 24 febbraio, i tecnici Limit prevedono nuvolosità irregolare sui versanti marittimi della dorsale appenninica, poco nuvoloso sui versanti padani e ad alta quota, ovunque scarse le probabilità di precipitazioni. Venti deboli a regime di brezza dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata, dai quadranti meridionali nelle ore diurne, mare quasi calmo su tutti i settori con temperature in deciso aumento termico sui versanti padani, valori stazionari sulla costa.